Venerdì di vigilia in quel di Cortina ai Mondiali 2021. Abbiamo parlato di un venerdì di attesa, di un venerdì di silenzio nel nostro diario. Un silenzio che in realtà è soltanto apparente. È un silenzio qua giù, in città, perché lassù in alto, in altura, invece i califfi della velocità oggi hanno cominciato a testare le discese che da domani e per arrivare poi ai maschi la domenica vedranno l'assegnazione delle medaglie d'oro dei mondiali di discesa. Ne parliamo oggi, entriamo nello specifico qui a Casa Veneto per il nostro studio Cortina 2021, andando a ripercorrere quella che è stata ieri la prima giornata molto emozionante, l'inizio di questi mondiali che si sono fatti attendere, ma che ci hanno restituito con gli interessi un bel po' di spettacolo. Per fortuna vostra e soprattutto mia non lo facciamo da soli, lo facciamo in compagnia di un ospite speciale, è uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, personalmente lo considero anche un mentore, potremmo tranquillamente parlare del suo curriculum per diverso tempo, diverse ore probabilmente, mi limito a dirvi due cose: è la persona che ha rivoluzionato la maniera in cui noi oggi guardiamo le Olimpiadi ed è sicuramente l'esempio per tutti quelli che possono ambire a fare il mio mestiere sul come ci si deve rapportare con gli atleti, cioè avere la capacità di essere evocativo ma anche molto pratico nel rapporto con gli atleti. Non avrebbe bisogno di presentazioni, l'ho presentato lo stesso, benvenuto Giovanni Bruno. Ti ringrazio, anzi, questa cosa mi costa parecchio, dal punto di vista che sotto banco ti devo dare un sacco di soldi per come hai presentato. Scusate le luci, perché qui ovviamente c'ho solo questa luce addosso in faccia che quasi mi santifica, ma è l'unica luce che ho in questa situazione pomeridiana, però ok. Santo magari no, ma beato di sicuro, eh. Ma quello sì, beato sì, tranquillo, perché non sto al freddo. Mi dispiace solo non essere lì con voi, perché chiaramente altri impegni che abbiamo come televisione, non per cattiveria, ma ci abbiamo stasera anche la ripresa delle telecronache di Luna Rossa, e quindi molto associato al concetto del mondiale da una parte, di sci da un'altra parte, parliamo di mare, però è uno splendido connubio di grandi risultati, almeno speriamo. Beh, allora, innanzitutto, Grazie comunque. no, il ringraziamento va a te ed è anche bellissimo che tu abbia quell'angolo di casa alle tue spalle, perché chiunque ti conosca sa perfettamente come il tartan che si vede alle tue spalle sia uno degli elementi più significativi e che meglio simboleggiano, no, il tuo rapporto con un determinato tipo di cultura e cultura sportiva. Quindi è bello che ci porti anche un pochettino dentro il tuo ambiente, diciamo, privato, ecco. Ti ringrazio di questo. Il tartan mi segna molto la vita, e sono anche contento di aver vinto, di aver tifato pro Scozia nei confronti dell'Inghilterra in un successo inaspettato per quanto riguarda la prima delle sei nazioni, quindi anche lì una bella cosa. Diciamo che ovunque ci giriamo c'è sport e c'è grande sport. Arriviamo allo sport per cui siamo Certo. qua, allo sport per cui siamo qua, che sono i mondiali di sci di Cortina. Prima di arrivare alla stretta attualità, quando l'ultima volta che ho avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con te, sei partito per la tangente, in senso positivo, con tutto quello che è il racconto della storicità di Cortina. Ecco, mondiali a Cortina 2021 vuol dire storia, vuol dire portare il futuro in quello che è un grandissimo capitolo del nostro recente passato. Che cosa ti viene in mente a Cortina? Guarda, la prima cosa che mi viene in mente dei mondiali di Cortina sono i tentativi di arrivare a questo mondiale, fatti da Cortina ben quattro, una gran fatica, perché è un concetto politico, un concetto di diffusione, un concetto di comunicazione, un concetto di lobby, mentre ci sono riusciti finalmente, quindi questa è la vetrina estremamente importante. Ma la cosa che mi è venuta in mente, al di là di questi tentativi, è che pochi sanno, e l'hanno saputo magari proprio leggendo le varie storie che introducevano ai mondiali di Cortina, che Cortina ha già ospitato tantissimi anni fa, ma proprio tanti anni fa, i primi mondiali, che era il 1932. E pochi sanno che in quei mondiali là arrivò la prima medaglia, era una medaglia al femminile, una medaglia d'oro molto importante, di una discesista, di una bolzanina, o meglio una ragazza di Ortisei, che poi andò a vivere sull'Alpe di Siusi, Casterrotto. È una zona, diciamo, meravigliosa, dove c'è anche un connubio, sempre che io trovo questi raccordi, tra la montagna e anche il ciclismo. C'è due sport che all'epoca molto faticosi, perché chiaramente non c'era tutta l'impiantistica che c'è adesso,
e la signora è Paola Visiber, che tuttora uno passa per Ortisei e trova Visiber appartamenti. E all'interno di questi appartamenti ci sono le fotografie dell'epoca del 1932 della prima vittoria in discesa libera, o meglio una discesa che era molto libera perché non c'erano quasi le porte, ti facevano scendere sulla pista e basta. E quindi questa è la prima cosa che mi viene in mente, quindi il rispetto verso colei che ha segnato il primo mondiale a Cortina del 1932, veramente tantissimi anni fa. E subito dopo, quando abbiamo fatto quella chiacchierata, io e te, sono partito per la tangente perché adoro una persona che ho conosciuto e che conosco tuttora, a cui voglio un gran bene, si chiama Celina Seghi. Perché questo? Perché Celina Seghi nel 1941 vinse anche lei il titolo mondiale, non fu mai riconosciuto, perché nel 1941 erano le forze dell'asse che parteciparono a quel mondiale, quindi vuol dire che era la Germania, l'Austria, l'Italia. Però attenzione, non c'era la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, però c'era, non so, la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, paese neutrale, c'era all'epoca ancora l'Ungheria e c'era anche la parte della Jugoslavia, quindi c'erano tante nazioni e quindi io tanto di cappello e di rispetto, anche perché c'era una signora che aveva vinto tanto e se erano un po' divise che mondiali, era Christel Kranz, tedesca, fortissima, 15 titoli, però Celina vinse 2 titoli, quello della combinata e quello dello slalom. E all'epoca lo slalom era una discesa guidata, cioè c'erano le porte su cui Celina con il suo foulard pettinata, il rossetto, riuscì a vincere battendo proprio Christel Kranz. Quindi questo grande rispetto. Con lei un'altra betonese vinse in quell'occasione, Vittorio Chierroni, e un altro personaggio molto importante che era Alberto Marcellin. Marcellin è una stirpe famosa del sestriere. Il sestriere di allora, ai 2023 metri, era ancora quel sestriere un po' acerbo dove la famiglia Agnelli e il Valletta passavano per andare a sciare e fare qualche pista. Ebbene, Marcellin stavano lì. Poi adesso anche lì, se per la Visiber uno passa per l'Alpe Risiusi e trova Apartment, quindi questo piccolo resort molto carino, mentre se passi per il sestriere troverai Marcellin Sport, Marcellin Noleggio Ski, era tutti parte della famiglia Marcellin che si è praticamente evoluta e ha vissuto al Colle del Sestriere, che chiaramente ha cambiato pelle. Quindi Celina Seghi, Wiesberg, Marcellin, Chierroni con tutti gli abetonesi, non dimentichiamo Zanocoloi, non dimentichiamo ovviamente Pari de Milianti, che sono stati gli altri grandi abetonesi. Vedi che parto per la tangente. Certo. Però Celina Seghi ha il mio rispetto perché è una signora che ha 100 anni, è una signora che il 6 marzo farà 101 anni, e tu pensa che fu registrata l'8 di marzo e per tanto tempo lei festeggiava durante la festa della donna dell'8 marzo, ma poi scoprirono che il papà non era riuscito ad andare il 6 perché nevicava talmente tanto all'Abetone, quindi lei fu registrata al comune sotto l'Abetone soltanto l'8 di marzo. E quindi poi, quindi 6 marzo, lei compie 101 anni e ti dico che è la terza donna, diciamo olimpica, perché lei partecipò alle Olimpiadi del 48 e quelle del 52, ad aver diciamo, la data di nascita più antica, perché ce ne sono prima di lei solo altre 2 persone, sono 2 velisti, un uruguagio ed un canadese, 104, 105 uno e 102 l'altro, e poi ci sarà adesso Celina con 101, però terza, quindi è già da medaglia, è qualcosa di veramente straordinario. Viva Pistoia e ci sono 2 miliardi di aneddoti meravigliosi, però la Lega Cortina, quella vittoria, quindi la perla delle Dolomiti, la bellissima Cortina di antiche origini latine o ladine, con i Monti Pallidi di contorno, ha fatto rivivere in me quel ricordo di Celina Seghi che tu pensa a 90 anni ha fatto ancora l'apripista a quello che lei adora, ovvero sia per i bambini il trofeo Pinocchio dell'Abetone. Fantastico, soprattutto il podio di ultracentenari, veramente classe di ferro.
Parlare con te è sempre un gioco di scatole cinesi, no? Con la storia che si aprono, si incastrano. Però mi rifaccio a una frase che tu ti ho sentito dire spesso, fatto mia come un mantra, che lo sport non è mai soltanto sport. L'hai citato anche tu in apertura, il portare qui è comunque una questione anche di organizzativa, è uno sforzo importante. Dal tuo punto di vista, in senso ampio, no? In un contesto come questo, col sistema paese di cui si parla tanto, che vive un momento di difficoltà diffusa, non soltanto nostro, un evento di questa portata e in generale lo sport come locomotiva o una delle possibili locomotive è un segnale positivo? Come lo interpreti? Allora, un segnale molto positivo. Abbiamo detto i 4 tentativi, al quinto c'è riuscita a Cortina. C'è riuscita in un anno maledetto, perché non dimentichiamo 2021, io l'associo 2021, questo anno di totale incertezza. Però in questo anno di totale incertezza, al di là delle aperture che ci sono state con la pioggia e con la neve, queste giornate di sole ti hanno un attimo rallegrato il cuore. E nello stesso tempo però hai detto bene, è un lancio molto importante, quella vetrina eh, che rende merito allo sforzo che tu hai fatto. E rendere merito vuol dire anche proseguire un cammino, e questa è l'intelligenza. Cioè, se dal mondiale si può aprire all'Olimpiade, quindi dal 2021 al 2026, ed è una traccia, cioè mai abbassare la guardia, cercare sempre di fare qualcosa di più. Io lo associo un pochino al concetto di modernità di Milano. Lasciamo perdere quest'anno, il 2021, il 20, ma pensiamo a quello che un giorno mi disse Sala, cioè vedi, sindaco di Milano, eh, l'effetto Expo su Milano ha cambiato radicalmente tutto, l'ha resa una città importantissima. Quando finisce questo effetto dobbiamo ripartire con un'altra grandissima cosa, perché Milano, come l'Italia, e Milano in questo caso era l'apripista, deve avere questa vetrina. E quindi dall'Expo si è passati, quando cade un po' o cala l'interesse, che ha cambiato radicalmente Milano con una ricettività importante, un coinvolgimento della parte commerciale, della parte di bellezza, di trasporti, eccetera, eccetera. E si arriva a una nuova ripartenza con l'Olimpiade 2026. Ecco, la stessa cosa è Cortina, come il Veneto, che ha delle bellezze naturali, una situazione molto importante che devono essere vissute sempre, come diciamo in bicicletta, in punta di sella. Allora quindi mondiale non è altro che l'apripista, e quindi ben si lega al concetto del mondiale di sci, per l'Olimpiade che ha già avuto un suo passato, perché non dimentichiamo quello che cambiò in una situazione di meravigliosa favola il 1956 con la prima Certo. nostra Olimpiade, fu un'Olimpiade invernale. Assolutamente. Io approfitto della tua competenza, conoscenza, visione, ma anche piccantezza, se mi permetti, per trattare anche un tema che in questi giorni, l'hai citato tu, no? I primi giorni sfortunati dal punto di vista meteo. Il tema del meteo, questo un po' mi affascina, questa retorica. Tra le tue passioni sportive c'è la montagna sicuramente, l'hai citato tu, no? C'è la vela. Non trovi che sia un tema giornalisticamente un po' fuori topic, off topic, parlare di sfortuna quando si creano in realtà degli eventi e degli sport che devono vivere a braccetto o comunque affrontando la natura? È inevitabile, questo è lo sci. È inevitabile sciare con condizioni abbastanza difficili, che vuol dire la neve, vuol dire nevicata, vuol dire vento, vuol dire preparazione della pista. Ah, attenzione, tanto di cappello a come vengono preparate, perché, passami il termine, coloro che lavorano in pista sono come gli atleti e devono essere rispettati come gli atleti, non fanno altro che lisciare, battere, sistemare, togliere ogni situazione che può essere preoccupante per un filo di lamina sbagliato o cose di questo genere. Sono dei campioni pure loro e vanno rispettati in tutto, quindi poca sciocchezze se qualcuno, come si è visto, si è fatto anche male per cercare di aggiustare la pista ad altri. Ebbene, questo è il grande rispetto, però sono situazioni ambientali normali. Ma quante gare abbiamo visto nel passato? Abbiamo citato Celina Seghi, ma poi che ti racconti di Zeno Colò come scendeva con quelle situazioni atmosferiche? Vogliamo parlare delle famose regate del Fastnet, che sono anche drammatiche. Uno scende in acqua sapendo perfettamente che cosa affronta con la barca a vela nell'elemento suo naturale
E allora dobbiamo dimenticarci delle spedizioni al polo sud o al polo nord, la tragedia di Nobile o i cavallini di Shackleton. Cioè si fa questo, non per cattiveria, esporta anche l'alpinismo. E lo sai perfettamente che bisogna farlo in una certa fascia oraria perché sennò si rischia. E non è che ti va ad elencare tutto quello che è stato negativo. Quindi coloro che si mettono al cancelletto di partenza non è che devono avere sempre il sole, la pista battuta e tutto quanto perfetto, e anche il numero che vogliono loro. Ma sono elementi normali e naturali. E lo si è visto con le gare che ci sono state, i primi giorni un po' difficili, e poi via via adesso si migliorerà. Bene, arriviamo all'attualità. Fosse per me andrei avanti un'ora e mezza, ma poi probabilmente verrebbero a prenderti per le orecchie e a portarti via dallo schermo. Nell'attualità più stretta ci sono queste due discese, abbiamo l'Olimpia, abbiamo Vertigine che ha già fatto i suoi bei feriti, diciamo, nella gara del Super G, così come se fosse una seduta di jazz. Che cosa ti aspetti? Che cosa ti aspetti di vedere nelle prossime 2 giornate? Ma sai, seduta di jazz, ahimè è scomparso Ciccorea, quindi diciamo può stare nel suo ricordo, si può fare qualcosa di meraviglioso. Allora, faccio una piccola premessa, proprio nel senso, i due supergiganti hanno regalato 2 podi perfetti, 2 podi veri, 2 podi di favoriti, forse l'unico punto interrogativo è stato Baumann, però è un fuoriclasse. Cioè non dimentichiamo, ha azzeccato la gara della vita o la pista della vita o l'interpretazione della pista della vita, però lui è un discesista, quindi attenzione alla gara che ci sarà domenica. Però che succede? Lo si è visto, Paris è in grandissima forma in discesa e la sta trovando in Super G, quindi il suo posto quinto, che poteva essere terzo o quarto, ma anche sesto o settimo, è un miglioramento del suo status da supergigantista. Quindi è andato non bene, benissimo. È chiaro, su una pista vergine o vertigine, completamente diversa, completamente nuova da interpretare, e in più devono interpretare il supergigante, che non è una situazione facile, che sai meglio di me, che non è che fanno le prove come vengono fatte in discesa. E quelle prove che hanno, intanto adesso hanno dichiarato, che cosa hanno detto? Che Paris è una iena. E in questo momento lui ha fatto i migliori tempi, bene anche Matteo Marsaglia in discesa, come bene anche Francesca Marsaglia, si è definito anche al concetto al femminile di evitare stress, nervosismi e difficoltà per Federica e Marta, giustissimo, giustissimo, soprattutto la rabbia accumulata forse in interpretazioni sbagliate nel supergigante, un abbassino troppo leggera su di una pista complicata, soprattutto nella parte iniziale, dove si è fatta trasportare senza attaccare, ma nello stesso tempo non è. Lei è una gigantista in cui si è tramutata anche velocista, non è che possiamo chiedere tanto a lei. Federica è una fuoriclasse a 360 gradi, dove la metti attacca. Ma bisogna lavorare un po' di testa per Federica, cioè tranquillità, quella che aveva lo scorso anno, e ovviamente da detenitrice di una coppa questa tranquillità la perdi perché ti stanno tutti addosso, i media, gli sponsor, e i loro marketing, la loro pubblicità, ma dobbiamo stare attenti a come viene sviluppato e come vieni, diciamo, chiusa in un tuo ambiente per cercare di trovare quella tranquillità d'animo che magari la perdi un pochino. Però deve essere molto capace e molto brava, e ci arriverà, perché quello che ho visto in Federica Brignone è stato impressionante, come su ogni porta lei cercava di spingere qualcosa e non ce la faceva, si vedeva lontano un miglio, che gli mancava quel qualcosa, quella spinta. E vabbè, conoscendolo un po', lei ci mette rabbia e cattiveria nelle sue discese. La troverà sicuramente per il gigante e per le altre gare. Quindi in questo momento vedo molto bene la situazione di reazione Italia. Quindi veramente bene. Però attenzione, abbiamo a che fare con tanti altri campioni. In campo maschile non ci dimentichiamo il vincitore del Super G Kirkmaier o Max Franz oppure Beat Feuz. Attenzione. In campo femminile non ne parliamo proprio, però non avendo le 2 punte possono emergere la Marsaglia o la Curtoni, chi può dirlo? Certo. O la giovane Pirovano, arrivano con la testa libera. Ovviamente i mondiali sono anche territorio di possibili outsider. Tra l'altro la Brignone stessa ha rilasciato recentemente un'intervista molto interessante sul tema della pressione a cui ti riferivi tu, no? Come cambia lo scenario quando hai quella coppa in casa. Io chiuderei, anche per collegarci con un contributo che abbiamo preparato dopo, con una domanda legata
convitato di pietra, o come direbbero gli anglofoni di Elephant in the Room, soprattutto alla vigilia di una discesa femminile. Manca Sofia, sicuramente sarebbe stata la favorita d'obbligo non soltanto del nostro battaglione, in generale, probabilmente di tutto il banco dei partenti. Qual è la tua immagine, qual è il tuo pensiero rispetto a questo talento straordinario del nostro sci che vive un po' di alti e bassi emotivi? Allora, Sofia è una fuoriclasse. Mi piace vedere Sofia come la degna prosecuzione di due magiche regine di Cortina. Queste due regine di Cortina si chiamano una Tina Maze. Tina Maze l'abbiamo vista nella cerimonia inaugurale come regina delle nevi, chi meglio di lei? O forse come lei è la seconda a cui penso, ovvero sia Lindsey Vonn. Entrambe arrivavano a Cortina ed venivano trasportate dall'Olimpia delle Tofane. Era qualcosa di connubio fra pista, città, Dolomiti e loro due. Sono le prime due, sono quelle diciamo belle e brave, forti e straordinarie. E sono tutte e due la degna prosecuzione nella nostra terza, ovvero sia la grande Sofia Goggia. Dico grande perché io vado a contare quante volte si è dovuta fermare e quante volte ha ricominciato. Adesso mi viene in mente solo un altro personaggio, perché Lindsey Vonn uguale, si è ricostruita tantissime volte, la stessa Tina Maze si è ricostruita, o la Deborah Compagnoni se vogliamo andare ancora al passato, più gigantista e specialista delle discipline tecniche. Sofia è un fenomeno. Io quando si è rifatta male Sofia ho cominciato a ricostruire la sua mappa di infortuni sul suo corpo e mi è venuta immagine immediata in quella di uno dei grandi fuoriclasse del rugby internazionale, Wilkinson, inglese. Dici poco. Che anche lui, e dico poco, dico colui che ha portato l'unica Coppa del Mondo per l'Inghilterra, cioè dico un grandissimo fuoriclasse, mediano d'apertura, forse uno dei più forti della nazionale inglese di questi ultimi 30 anni, ma nello stesso tempo era la mappa ortopedica di una lezione di anatomia. Cioè, è così pure Sofia. Ebbene, tutte e due si sono rialzati sempre vincenti. Se tu guardi agli altri due nomi che ti ho detto, Tina Maze e Lindsey Vonn, penso che sia un omaggio meraviglioso per Sofia, visto che ha due grandi amiche, e a Sofia soltanto va il mio in bocca al lupo e il grande coraggio che le dimostra sia nel ricevere la telefonata di Mattarella, sia di proporsi sempre sui social o parlando con la gente. L'ho vista in alcuni team building, è veramente in gamba, veramente intelligente, perché una ragazza che, attenzione, oltre a soffrire nell'allenamento, apre la sua mente nella lettura. È vero, guarda Giovanni, non potevi chiudere su note più alte che io non riuscirò più a toccare nelle prossime 2 settimane. Questa è la benedizione e la maledizione di averti ospite, perché il paragone Sofia Wilkinson è veramente perfetto. A nome della Fondazione, a nome di Casa Veneto, ma soprattutto a nome mio personale ti ringrazio molto di questo intervento. È stato un grandissimo piacere, guarda, ti assicuro. Bene, alla prossima, e lasciamo quindi adesso lo spazio alla storia di Sofia Goggia. Nell'antichità nessun condottiero sarebbe mai partito per una campagna militare senza consultare prima un veggente. Alessandro Magno se ne andava in Egitto e sentiva l'oracolo dell'oasi di Siva. I condottieri greci, invece, interpellavano quello di Delfi. Gli italici sentivano la sibilla cumana. Ovviamente la fama, le relative prebende incassate dipendevano dall'avverarsi, oppure meno, delle profezie. Rimane celebre, tra le tante, questa: ibis redibis non morieris in bello. Tradotto dal latino significa andrai, tornerai, non morirai in guerra. Ma nel testo, se sposti una sola piccola virgola, il significato cambia. Ibis redibis, virgola, non morieris in bello, significa vai e tornerai, non morirai in guerra. Se la virgola invece viene proposta al non, allora diventa vai e non tornerai, morirai in guerra. Una bella differenza. L'oracolo mormorava impercettibilmente, sotto l'influsso di fumi e droghe, la profezia dentro antri scuri. La sussurrava con un lievissimo filo di voce, in modo che non si percepissero molto bene le pause. E così il responso sarebbe risultato comunque azzeccato. 4 dicembre 2013.
Lake Louise. Alla partenza del cancelletto c'è una giovane Sofia Goggia. Ha 21 anni appena compiuti, un'insaziabile fame di vittorie e vuole letteralmente spaccare il mondo. Ostenta con orgoglio il suo essere estremamente ambiziosa. È talmente sicura di sé da aver confidato a un suo allenatore di sentirsi la più forte discesista al mondo. È tutto da dimostrare ancora, vero? Ma lei ci crede sul serio. Non gliel'ha detto così, tanto per. Gliel'ha detto perché questa è una convinzione che sente radicata nel suo io più profondo. Non sente di aver bisogno di nessuno, tantomeno degli oracoli, profezie o dei riti scaramantici, perché lei attinge a certezze che sono tutte sue. In quell'anno, il 2013, lei si sentiva carica. Si sentiva letteralmente pronta ad esplodere. E allora ecco la Sofia Goggia, nella casetta della partenza, con una specie di stufetta dietro le spalle che provava a scaldarla, invano. Il pettorale numero 31 indossato, così come la mascherina per il viso, che raramente si ritrova ad usare, solo quando fa particolarmente freddo, per non bruciarsi la pelle del viso, e in quel giorno, a Lake Louise, il termometro segna meno 35. Mancano solo 2 minuti alla partenza. Prima di agganciare gli sci, sente cigolare la neve sotto gli scarponi. Lo sa, lo sente che è aggressivissima e che se starà 1 metro in più in curva, allora rallenterà. Esattamente quello che è successo il giorno prima. Il giorno prima sarebbe dovuto essere il suo grande esordio, ma Sofia è arrivata 46esima e si vergognava di se stessa. Come cazzo è possibile che Sofia Goggia sia arrivata così indietro? Si chiede. È sempre stata diretta e severa con se stessa. Le sale un pizzico di rabbia e, avvertendo una sorta di disprezzo per quello che è successo ieri, si ripromette che non capiterà più. Oggi mi rifaccio perché oggi è una gara nuova, una nuova opportunità e la devo cogliere. Andrò al massimo, voglio far vedere a tutti chi è la vera Sofia Goggia. 30 secondi al via. Sbatte i bastoni e li posiziona fuori dal cancelletto. Inala gli ultimi respiri. Oggi non c'è alcuna pietà. Il rispetto non è contemplato e userà la rabbia che le ha lasciato la gara di ieri per andare al limite. Perché è solo così che riesce ad andare forte, andando a tutta. Ripensa per un attimo al messaggio che qualcuno di caro le ha mandato ieri dopo la gara. Lo sai dov'è il traguardo? Lei parte, si spiana più che può. A ogni curva cerca di appiattire gli sci il prima possibile, per fare meno attrito, per andare ancora più veloce. Nella sua testa continua solo a pensare all'ultima parte di quel messaggio. Sai dov'è il traguardo? Sì, in giù. Il traguardo è giù, in fondo a questa pista che lei deve bruciare. Ma soprattutto, nell'andare giù, deve bruciare il cronometro, deve occupare il minor tempo possibile. Affronta quindi i dossi e le curve, sa che sta andando forte, ma non sa quanto forte siano andate le altre prima di lei. In giù, continua a ripetersi. Affronta la doppia che mette sul salto, il coach's corner, con una linea tagliata e stretta in entrata, ma arriva sul dente del salto con molto spigolo. Troppo spigolo. Oltrepassa il limite, ma non se ne accorge. Per le leggi della fisica, più pressione hai sull'apice di un dosso, più tu perderai il contatto con il terreno. Funziona esattamente come i salti nel motocross. Non puoi arrivare a gas aperto in cima alla rampa, altrimenti ti ribalti. Sofia si ritrova in aria. Esegue il movimento di chiusura dopo il dente, ma al posto di seguire la naturale parabola di discesa del salto, la sua gittata continua a proseguire in maniera orizzontale. Il terreno sotto di lei inevitabilmente continua a essere in discesa. Il suo salto è veramente troppo alto, troppo alto. Merda, si dice. In una frazione di secondo soltanto atterra dall'altezza di un piano di scale. Riesce a reggere all'impatto, rimanendo in piedi sulle sue gambe, ma quella sinistra, dallo sforzo, si iperestende. Il ginocchio ruota tutto all'interno. Lo sci la prende all'improvviso, lei spigola, cade. Sofia è a terra. L'impatto con le reti è stato violento, ma lei è lucida. Prova ad alzarsi, ma si riaccascia subito. Sente di essere ferita. Capisce immediatamente di non avere più un ginocchio, ma non sente il dolore perché è ancora piena in corpo di adrenalina. E anche qualora lo stesse avvertendo, lancinante,
non avrebbe comunque il tempo di sentirlo, perché il suo pensiero è lontano chilometri e chilometri da lì. Ha già oltrepassato l'oceano e ha raggiunto il cuore di quella donna che proprio in quel momento, nella casa in cui vivevano, a Bergamo, con le mani davanti alla bocca e un'espressione di sgomento misto a paura, la sta guardando in diretta televisiva. Ed è un compito di Sofia rassicurarla, rimandandole di qualche ora, forse di un giorno, il verdetto della sua caduta. Sofia trova la forza di rialzarsi, fa un cenno con il braccio che va tutto bene ed esce dalla pista di gara proprio perché davanti a dove è caduta c'è l'uscita che utilizzano i lisciatori. Ed è così che Sofia si ritrova in pista con tanti turisti che stanno sciando. Li guarda e pensa che loro non lo sanno. Loro non possono sapere che quella ragazza che sta scendendo tra di loro a spazzaneve con un paio di sci da gara di discesa libera lunghi 2,15 m ha un ginocchio rotto e i sogni infranti. Non sanno che per lei è tutto finito e che quello che loro stanno facendo con allegria e spensieratezza, lei non lo potrà fare più. Per qualche mese almeno, e forse non lo vorrà più fare in assoluto. Sofia arriva in fondo alla pista, punta il bastone sulla taloniera degli attacchi, sgancia, ma non si sente sicura, è paralizzata perché non sa con che piede muovere il primo passo. Sa di essersi rotta il legamento crociato, il collaterale, forse anche i menischi, e rimane lì congelata. Qualcuno l'aiuta, raggiunge il team Hospitality, si siede lentamente su una poltrona e aspetta che qualcuno venga a prenderla. Che qualcuno venga ad aiutarla, anche se nessuno lo può fare davvero. Perché lei sente che è tutto finito. Non come gli altri infortuni precedenti, questa volta è diverso. Fronte appoggiata contro il vetro, gamba allungata tra i due sedili del guidatore, ginocchio immobilizzato con un tutore enorme. Le lacrime, copiose ma silenziose, le rigano il viso. Alza il suo indice in segno di sfida, di vendetta, lo rivolge alle piste che scorge in lontananza. Su questa neve canadese c'è un conto in sospeso, che forse rimarrà per sempre tale. Durante il trasporto Sofia guarda fuori dal finestrino il panorama mentre la macchina sfreccia verso Calgary. Guarda fuori perché in quel momento fuori c'è tutto. In quel momento lei non ha la forza né il coraggio per guardarsi dentro, perché in quel momento in lei c'è il vuoto. Una voragine fredda, buia e spaventosa. E in fondo a questa voragine ci sono delle paure latenti, antiche, che iniziano a bussare alla porta del suo io. Ibis redibis non, virgola, morieris in bello. Andrai e non tornerai, tu morirai in guerra. Si sente morta dentro e non sa se guarirà, forse mai più. Cambio di scena, molte settimane dopo. A Sofia capita spesso di svegliarsi di soprassalto, nel cuore della notte. In quel letto a una piazza e mezza, nel bilocale che ha preso in affitto a Mantova. Si sveglia a causa degli incubi. A dire la verità non ne aveva mai sofferto prima in tutta la sua vita, ma da dicembre ne ha uno ricorrente, uno sempre uguale, caratterizzato da quella interminabile sensazione di vuoto sotto i piedi. Un vuoto accompagnato dal terrore e dal conseguente impatto traumatico con il suolo. Sofia sogna il salto di Lake Louise ogni notte. È lì da sola ed è da circa 4 mesi che svolge sempre la stessa identica routine: fisioterapia, piscina, fisioterapia. Passa le sue giornate in una palestra piccola, buia e seminterrata, per fare sempre gli stessi medesimi esercizi. Lo fa sotto l'occhio vigile del suo fisioterapista, che si prende di cura di lei come se fosse un altro papà. E lei sente gratitudine per questo. Lei è lì per guarire fisicamente, per rimettersi in piedi, ma è anche in esilio, un esilio voluto, scelto, lontana dalla sua famiglia e da quella che di certo sarebbe una sofferenza per la mamma, quella di vederla così, trasandata, senza gioia di vivere, esattamente come Sofia si sente da quel giorno del dicembre 2013. Certe cose non si dimenticano e lei ha ancora addosso quello straziante dolore che le ha mostrato quel giorno, quel pomeriggio d'inverno, poche settimane dopo la sua operazione, quando dopo aver salito le scale di casa, con un passo mesto e claudicante, accompagnato dal solo rumore dello scricchiolio del legno, si è seduta sulla sedia del tavolo accanto a Sofia. E allungando il suo braccio e mettendolo con delicatezza sulla sua spalla, guardandola con i suoi occhi verdi, pieni di dolore e di sconforto, con voce flebile e rotta e con le lacrime che scendevano seguendo le incrinature del viso, sua madre le ha sussurrato che le dispiaceva.
La sofferenza le accomunava in quel silenzioso e tacito pianto, che altro non faceva che nascondere un profondo grido di dolore. E Sofia, mentre cercava di trattenersi, di non farle capire quanto fosse rotta dentro, si sentiva ancora più in colpa, perché in fin dei conti glielo aveva causato lei quell'insopportabile dolore. E allora l'aveva abbracciata, cercando di alleviarla leggermente da quella terribile sofferenza che l'affliggeva, perché Sofia l'amava e la voleva proteggere. Sua madre non si meritava tutto questo. Così, ora, Sofia vive qui, a Mantova, lontana da lei, e ha sperimentato quanto sia spudoratamente facile mentire alla cornetta di un telefono. Mi mando anche un falsissimo cenno di sorriso, nella speranza che lo possa percepire dal leggero spostamento di aria che provoca quando lo abbozza. La continua a rassicurare, le dice che va tutto bene. Ma il tempo di scappare è finito, perché stasera sua madre verrà a trovarla e a lei non potrà più mentire. In questo Sofia non potrà più nascondersi. Giù la maschera, è ora di trovare il coraggio per scavare a fondo, per andare a vedere cosa c'è davvero sotto quella voragine che la pervade. È ora di guardare la paura negli occhi. Sofia non crede di essere pronta, ma ha la necessità di farlo, di mostrare la persona che è diventata ora, in questo momento, nelle sue debolezze e nelle tante fragilità. È ora per lei di togliere quella maschera che si è costruita da una vita intera, adattandosela addosso a piacimento. Una maschera costruita su certezze che ora non ha più e che, nonostante sia già frammentata in 1000 pezzi, tiene in piedi solo per facciata. Una facciata che non è più in grado però di sostenere da sola. Si deve togliere la maschera, assolutamente, perché il suo peso la sta schiacciando. Accenna il discorso alla madre a cena, in un clima già di per sé tempestoso, perché la mamma di Sofia ha trovato l'appartamento in condizioni pietose e l'ha rimproverata severamente, dicendole che si deve dare una regolata, che così non va bene, perché non si sta prendendo cura di se stessa e perché sostiene fermamente che l'ambiente in cui vive Sofia oggi rispecchia il suo disordine interiore. Ma il disordine di quell'appartamento non è nulla in confronto al caos che la pervade dentro. Lei non lo sa che Sofia sta vivendo per inerzia, non lo sa che si sente morta dentro, non sa che è logorata da quel tarlo che è in testa. Un tarlo gigante che le è venuto quando per la prima volta in vita sua ha messo in dubbio l'unica certezza che aveva sempre avuto, lo sci. Una mattina si è alzata, era una mattina di gennaio, e si è chiesta: ma io voglio veramente sciare? Voglio continuare a cercare la felicità dove invece continuo a trovare sofferenza. Perché continuo a farlo? Il fatto stesso di essersi posta questa domanda le ha dato il colpo di grazia. Non lo sa la mamma, che è da mesi ormai che Sofia si alza la mattina e guardandosi allo specchio non si riconosce più. Non sa che tutti i giorni, più volte al giorno, si chiede chi sia davvero e che cosa vuole fare. Le sorgono di continuo queste domande, ne è anche terrorizzata, ma non trova mai nessuna risposta. E il solo fatto di provare a cercarle la spaventa ancora di più. Lei ha una sola certezza: non è più Sofia Goggi. È un fantasma tremolante piuttosto, un lontano ricordo dei tempi che furono e che non saranno mai più, o almeno non così. Questo è quello che crede Sofia in quel momento difficile. Le due donne si incamminano verso casa e mentre attraversano Piazza Virgiliana, Sofia invita la madre a sedersi sulla panchina. È il momento. «Mamma», le dice con voce tremolante e rotta. Prende la sua mano e la stringe delicatamente in quella di lei. Le posa la testa sul petto e con l'altro braccio la cinge, avvicinandosi ancora un po' di più. «Mamma, non ce la faccio più». Affinché possano crescere, i serpenti attuano la muta. Escono dalla propria vecchia pelle per poterne utilizzare una nuova. Si mettono a nudo, insomma. Non hanno paura di farlo, perché sanno che cambiare è l'unica via che li può condurre alla sopravvivenza. Si dice che durante la muta i serpenti vedano in maniera offuscata e che solo una volta abbandonata completamente la vecchia pelle ritornino ad avere una visione chiara.
Talvolta anche noi umani, mossi da un'impellente esigenza di un profondo cambiamento, attuiamo una sorta di trasformazione. Se siamo disposti a farlo, se ci mettiamo profondamente in discussione, questo processo comporterà comunque una fatica enorme, immensa. Noi, a differenza dei rettili, però, non ci strofiniamo contro rocce e oggetti duri per cambiare aspetto, ma sbattiamo contro spigoli e perimetri concettuali, creati da noi stessi all'interno della nostra mente. Questa è una trasformazione lenta e dolorosa, ma quando la completi ti senti veramente cambiata. Accetta di aver paura. In fondo tutti ne abbiamo di paura. C'è chi scappa e c'è chi ci convive affrontandola. Facciamo un ultimo salto avanti. Sono passati 4 anni da quel giorno, da quel 2013. E da questo nuovo angolo vicino alla casetta della partenza, dove sta cercando la sua concentrazione, tutto a Sofia sembra uguale, invariato, esattamente come se lo ricordava. La pista, il salto, la coltre di neve che ricopre la vastità del canone, il lago ghiacciato in lontananza. Solo una cosa è cambiata, ma è cambiata radicalmente, e quella è lei. Sofia è una persona del tutto nuova. Esattamente come un serpente dopo la sua muta, anche lei è dotata di occhi nuovi, che le permettono di avere una visione più chiara, soprattutto di se stessa. Per un attimo si guarda dentro. Sente la paura e in parte la paralizza, ma è questione di un secondo. Persiste in lei da quel giorno di 4 anni prima, anche se in malafede non ha mai voluto né riconoscerla né affrontarla. Ma ora non può più far finta di niente. Respira, si radica nel momento, cambia il suo paradigma. Perché dovrei avere paura di quel salto? Si chiede. In fondo non mi ha fatto nulla. È stata colpa di quella goggia, spaccona ed esuberante, in quella vecchia pelle che avverte ora come un demone. E io non sono più lei, si dice, lo so, anzi lo sento. Sofia pensa che in fondo sia un passaggio come altri, e in questi anni, tra allenamenti e gare, ne ha fatti di salti. Anche se ha paura, può provare a sciare più forte nei pezzi prima e dopo il coach's corner. Ed è esattamente così che farà. Entra in casetta, ascolta le info dalla radio. È centrata, il suo pensiero rimane focalizzato solamente sulle cose essenziali che la possono far sciare bene. Avvicinandosi al cancelletto, al momento della verità, si sussurra di stare dentro se stessa. Pugno sul cuore, poi sulla testa, batte i bastoni, si posiziona e sputa. È pronta ad affrontare questa discesa. Libera. Taglia la linea del traguardo e non capisce quale sia la sua posizione perché non riesce a leggere i numeri sul tabellone elettronico del cronometro. Di solito il contrasto del colore rosso, indice di distacco dalla concorrente in testa, risalta maggiormente, ma lei non lo vede. Non capisce molto bene, si avvicina. La luce non è rossa, è verde ed è in vantaggio di 7 centesimi. Sofia Goggia, 4 anni dopo, sta vincendo a Lake Louise. Si accascia a terra dalla gioia, sprigiona un grido fortissimo e senza vergogna piange, a dirotto, come 4 anni prima, ma questa volta sono lacrime diverse, per quanto accomunate dalla stessa natura. Lei piangeva per quel salto, ma piangeva anche per la sua trasformazione avvenuta. Questa storia è una delle tante storie che può raccontare Sofia, ed è una storia di rinascita e di conoscenza personale. È una storia che lei stessa ci ha raccontato in questi termini e che oggi vi riproponiamo, perché crediamo che possa essere di buon auspicio per lei, di ritorno da un nuovo infortunio e da una nuova prova, e soprattutto è il nostro modo di starle vicino e di ricordarle quanto di ispirazione sia il suo sforzo e la sua grandissima umanità. Ti aspettiamo, Sofia.
Questa era la storia di Sofia Goggia, una delle possibili tante storie di Sofia Goggia, alla quale abbiamo fatto seguire anche un pezzetto della cerimonia d'apertura, quel We Are the Champion che ovviamente mette la pelle d'oca a tutti e che abbiamo scelto non soltanto perché Sofia è una campionessa che aspettiamo non al varco ma nella finish area, che aspettiamo di rivedere finalmente sugli sci il prima possibile, ma anche perché diventa il gancio per ricollegarci a quello che è stato il capitolo di apertura di questa grandissima manifestazione, la copertina del libro l'abbiamo definita, cioè la cerimonia di apertura di domenica scorsa. Per farlo lo faremo, lo dico sempre, per fortuna vostra ma anche mia, non da soli ma in compagnia di due ospiti speciali. Avremo nello specifico la dottoressa Maria Criscuolo e Roberto Malfatto, rispettivamente presidente e direttore creativo di Triumph Group. Benvenuti. Buonasera, grazie. Allora, Maria, io partirei subito in quarta, perché questa cerimonia d'apertura è stato un evento molto importante, un evento fatto in un momento complicato. E di solito questi grandi appuntamenti mirano non soltanto ad aprire un evento, ma anche a raccontare una storia. Come parte la programmazione dietro una serata di tale importanza? Un evento così grande viene sempre fatto a quattro mani tra l'azienda, la società che deve fare la produzione, il direttore artistico, il direttore creativo e la committenza, perché dietro a questi eventi c'è non solo la presentazione di un evento come in questo caso dei mondiali di sci, ma c'è nella realtà il racconto di una, Roberto in questo caso l'ha chiamata comunità, c'è il racconto di un territorio e c'è anche la presentazione di quello che è nella realtà il sistema Italia. I grandi eventi servono proprio a fare da traino a tutto il comparto. Infatti l'importanza di questo tipo di evento non è legato solo a quello che uno vede nell'ora o nei 70 minuti della cerimonia, ma quello che è il contenuto della cerimonia e quello che si vuole passare nel resto del mondo come messaggio. L'organizzazione dietro è un'organizzazione molto complessa perché va nei dettagli di una produzione che è molto, diciamo, molto specifica e che cambia anche moltissimo sia da ambiente ad ambiente dove vengono svolti questi grandi eventi e poi come in questo specifico adesso in We Are the Champion si vedeva bene con alcuni primi piani anche purtroppo da alcuni agenti atmosferici imprevedibili o prevedibili ma ai quali comunque non si può mettere rimedio, come è stata la cerimonia di apertura di questi mondiali. Assolutamente. Nel frattempo, mentre noi chiacchieriamo, avremo anche modo di vedere qualche immagine, qualche highlights di quella che è stata una cerimonia sicuramente indimenticabile e passerei a Roberto la palla immaginaria, visto che è collegato. La palla di neve. Esatto, la palla, gliela lanciamo, la palla di neve, perché in quanto direttore creativo sicuramente mi vengono tantissime domande, in quanto utente che ha goduto di questa cerimonia, e ti chiedo un po' come funziona il processo creativo, proprio da dove si parte, quali sono i capisaldi per dire vogliamo raccontare questa storia qua. Allora, intanto si parte da quello che si ha. Noi nel caso di Cortina avevamo già moltissime cose. Avevamo il territorio, una cittadina bellissima, le Dolomiti, una storia importante, delle Olimpiadi alle spalle, una tradizione di rispetto della natura e dell'ambiente che sono stati anche i caposaldi di quello che poi il comitato in generale Cortina 2021 aveva espresso. Quindi siamo partiti da questo. E poi pian piano abbiamo un po' allargato da Cortina, abbiamo allargato al territorio regionale perché non volevamo, non immaginavo di fare qualcosa che fosse legato esclusivamente al territorio stretto della cittadina, naturalmente, ma che si aprisse al mondo, quindi due grandi eccellenze come Venezia e Verona, e poi naturalmente anche al territorio nazionale con le eccellenze musicali che abbiamo messo in campo.
Questo, diciamo, sistema, questo meccanismo di una sorta di goccia d'acqua in uno stagno che però si allarga, è stato un po' quello che in qualche modo ha rappresentato la cerimonia di Cortina. Piccoli lanci, grandi momenti, momenti di cultura popolare, momenti di cultura più alta. Ecco, diciamo, mescolare generi e cose. Naturalmente in una cerimonia di 70 minuti, 75 minuti non si può dire di tutto. Qualcuno ci ha detto, ah, non avete parlato di questo, non avete parlato di quest'altro. Ecco, la cerimonia non è un momento nel quale puoi, diciamo, fare un documentario, è un momento nel quale in una sintesi estremamente breve, anche estremamente complicata, perché sono stati quasi 200 i performer sul palco, in varie forme e nature, però credo che la volontà di dare spazio a queste tre realtà, appunto quella locale, quella regionale e quella nazionale, sia stato, diciamo, l'obiettivo iniziale, e questo obiettivo l'abbiamo portato fino in fondo, con le difficoltà di cui accennava Maria, naturalmente, con una problematica naturalmente di pandemia che non ha esattamente aiutato il cantiere, e con una giornata terribile di pioggia e di neve che naturalmente ci ha costretto, mio malgrado, a fare delle modifiche che naturalmente, diciamo, nessuno poteva capire, gli spettatori certamente non hanno capito, ma che mi hanno, diciamo, obbligato a cambiare qualche cosa nella scaletta, soprattutto nella prima parte dell'evento, nell'inizio vero e proprio dell'evento, ma non era realmente possibile immaginare di fare qualcosa che con quel tempo che, diciamo, mettesse a rischio le persone, gli artisti e quant'altro, lo spettacolo. Quindi avevamo un piano B o un piano A con pioggia, che dir si voglia, comunque avevamo ovviamente due ipotesi e abbiamo dovuto ripiegare su quella che non avremmo mai sperato di fare, ma questo è il nostro lavoro, l'importante è essere arrivati fino in fondo. Certo, sicuramente il registro evocativo a cui ti riferivi è ben diverso da quello documentaristico, ovviamente impone sfide sicuramente più complicate. In entrambe le vostre risposte mi sembra emergere con chiarezza la parola territorio. E, mi incuriosisce sapere in una creazione, Maria, di un evento di questo tipo, quanto influisce e come si studia il territorio e il pubblico per cui è pensata, che ovviamente ci saranno tanti pubblici diversi. Beh, in questo evento specifico il territorio è stato, diciamo, studiato molto, soprattutto da Roberto e dal team di Triumph che con Roberto ha lavorato, nel senso che sono state fatte tante ricerche, su filmati, anche in alcuni casi estremamente complesse, perché per esempio tutti diamo per scontato di vedere le immagini delle Olimpiadi di Cortina del 56 a colori. Questo è stato veramente un grazie, va detto, al presidente del CONI Giovanni Malagò, perché oggi come oggi queste immagini sono di proprietà del CIO ed è stato estremamente complesso poterli avere ed avere solo per la cerimonia inaugurale, dunque solo per la diretta televisiva. E poi è stato studiato il territorio grazie a Fondazione, di cui ovviamente molte delle persone che lavorano in Fondazione sono, diciamo, ampezzane o comunque di Cortina. Abbiamo potuto incontrare una serie di persone che sono di qua, che conoscono la storia, che ne conoscono, diciamo, i valori. E questo è stato fondamentale perché, come ha detto Roberto sorridendo, nonostante abbiamo fatto tutto questo, ci è stato poi detto che non c'erano alcuni personaggi storici o perché sono state fatte delle scelte. Dunque era ovvio che almeno tutto lo studio che è stato fatto per avere poi un canovaccio sul quale si è lavorato e finalizzato era necessario doverlo fare.
Chiaramente. Mi perdonerete se la mia ultima domanda vuole essere un po' più da tabloid. Scendiamo dal livello strategico, per quanto è estremamente interessante, perché dietro un evento del genere immagino ci siano tantissime curiosità, tantissimi aneddoti, quindi mi chiedo se Roberto può lasciarci con qualche dietro le quinte, magari tra quelli che sei autorizzato a raccontare, insomma. Ma dietro le quinte, diciamo che mi piace dire quello che è successo davanti alle quinte, ma che probabilmente la gente non sa oppure non ha capito. Questa cerimonia ha avuto 4 brani originali, nel senso 4 brani, quello che vediamo adesso nelle immagini, l'uscita dei ragazzi era un brano originale musicale, un altro brano musicale raccontava la storia, il filmato iniziale aveva una musica originale, la performance finale era un filmato originale, così come la discesa delle bandiere dai monti aveva una musica originale. E mi piace anche sottolineare come sia Francesco Gabbani ha scritto un vero e proprio remix di Futura di Lucio Dalla, che non era scontato, e anche Gianna Nannini ha riscritto la base musicale di Meravigliosa Creatura dedicandola a Cortina. Ecco, diciamo, non so se sia un dietro le quinte o un davanti le quinte, però fa capire quanto, diciamo, l'impegno anche di artisti e anche, diciamo, di persone alle quali che hanno collaborato a questa cerimonia sia stato importante. Cioè, abbiamo cercato di fare qualcosa di originale, nonostante è evidente che queste cerimonie hanno dei momenti che sono retorici. La scelta di We Are the Champion potrebbe essere, diciamo, retorica nei limiti in cui è una canzone che è stata usata per moltissime cose. In quel caso noi raccontavamo di un ragazzo che era stato sui balconi a Roma, in quel caso, per aiutare le persone a superare i mesi di pandemia con la sua chitarra. E lo abbiamo fatto celebrandolo con un brano da chitarrista. E quindi, diciamo, abbiamo voluto tenere sempre insieme il significato e il significante, se posso usare così un termine Certo. che sembra un po' lontano, però è stato uno sforzo per poter in qualche modo costruire questo filo rosso, che è un termine che io ripeto sempre, ma che in qualche modo per me era l'elemento centrale, il rispettare una continuità in questa cerimonia. In questo senso, ripeto, non so se ho risposto alla tua domanda, perché gli aneddoti dietro le quinte poi potrebbero essere quelli più stuzzicanti per le persone, ma insomma la realtà è stata che è stato un lavoro molto profondo, alla quale tutti, devo dire tutti, dietro le quinte e davanti le quinte, hanno dato il loro contributo in un modo abbastanza appassionato. Ecco, credo che la passione si sia vista forse più nelle persone, per le persone che erano in piazza, che per quelle che hanno avuto modo di vedere la cerimonia in televisione. La televisione naturalmente è il mezzo principale di diffusione. La cerimonia era destinata ad un pubblico televisivo, bisogna dirlo naturalmente perché è ovvio, però diciamo ci sono alcuni momenti in cui la freddezza televisiva è largamente superata dalla possibilità di vedere dal vivo un evento. Questo è anche l'augurio per tutti coloro come me, Maria, tutte le centinaia, migliaia di persone che si occupano di eventi e che in questo momento sono ferme e che fanno eventi virtuali, fanno eventi, diciamo, come dire, di ripiego, ma che vogliono tornare ad avere un rapporto con le persone, vogliono tornare a sentire il calore dell'applauso, lo vogliono sentire anche magari i fischi, ecco, però vogliono tornare a confrontarsi con un pubblico dal vivo e quindi noi ci auguriamo che da questa cerimonia in poi, questo lo sapremo soltanto nei prossimi mesi, ma possa, diciamo, svilupparsi l'opportunità di tornare a una vita normale nel quale il teatro, lo spettacolo, gli eventi siano di nuovo in presenza, perché è molto importante per tutti noi. Un anno è davvero tanto tempo. No, beh, grazie della risposta Roberto. Per rispondere alla tua domanda, che presumo retorica, sì, la passione si vedeva, emergeva in maniera molto chiara, e devo dire che il racconto che fate voi dell'esperienza del dietro le quinte, dell'esperienza organizzativa, è evocativo quasi quanto
la cerimonia stessa. Noi qui ripetiamo spesso che sono i dettagli a fare la storia, e sapere dei brani originali, sapere del lavoro che c'è dietro, ma anche della volontà comunicativa, effettivamente dà tutto un altro sapore a quello che avete fatto, che già era bello per sé. Quindi di questo vi ringrazio, e vi ringrazio di essere stati qui ospiti con noi. Vi approfitterei della vostra presenza per rivivere insieme un ulteriore momento di questa grande cerimonia, che è stata Gianna Nannini, che ha cantato Meravigliosa creatura, al quale noi poi abbiamo deciso dopo di attaccare anche la storia di Lindsey Vonn, che è un'altra meravigliosa creatura che sicuramente con Cortina ha avuto molto a che vedere. Vado punto a capo così, spegnerò le luci e da qui sparirai pochi attimi oltre questa nebbia, oltre il temporale. C'è una notte lunga e limpida, finirà. Ma la bellezza che ci fa paura, sei nell'anima e li lascia per sempre, sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. Vado punto e capo, vedrai, quel che resta indietro non è tutto falso e inutile, capirai. Lascio andare i giorni tra certezze e sbagli, è una strada stretta, stretta, fino a te. Quanta tenerezza non fa più paura, sei nell'anima e li lascia per sempre, sei in ogni parte di me, io mi sento scendere tra il respiro e il battito, sei nell'anima. Sei nell'anima, in questo spazio indifeso, inizia tutto con te, non ci serve perché siamo carne e fiato. Goccia a goccia, na 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 na, fianco a fianco, na 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 na, goccia a goccia, na 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 na, fianco
fianco a fianco. Na, 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 na. Lo sport ha insegnato tanto a Lindsey Vonn, ma non le ha mai spiegato quello che sarebbe venuto dopo di lui. Da quando lei si è ritirata sono cambiate molte cose nella sua vita e sta ancora cercando di capire quali sono quelle che le piace fare e quali invece no. Lei stessa ci ha detto: a volte mi sento come se fossi appena uscita dall'high school e avessi davanti a me un'infinità di strade tra cui poter scegliere. Anche se con gli sci ai piedi Lindsey ha ottenuto grandi risultati, tutti i successi e tutto il credito guadagnato al di fuori della bolla dello sport sono soltanto un bel biglietto da visita e nulla più. Devi sempre essere pronto ad imparare cose diverse e ad accettare il fatto che tutti i nuovi inizi vanno affrontati a piccoli passetti. Come dicono gli americani, baby steps. E non è facile quando prima eri abituata a tutta un'altra velocità. Ci è voluto un po' di tempo, ma lo sport ha anche insegnato a Lindsey una buona etica del lavoro, che oggi la rende molto felice di dove si trova con la sua vita. Tra le tante cose che sta sperimentando in questo periodo Lindsey Vonn, c'è anche l'avventura dietro al microfono, per commentare alcune gare della stagione in corso. È stato molto divertente per lei e sembra essersela goduta per davvero, nonostante a causa del fuso orario abbia dovuto fare delle terribili alzatacce e nonostante anche avrebbe preferito poter fare le telecronache sul posto, per cogliere dal bordo pista tutte quelle piccolissime sfumature di una gara. Sfumature minuscole che solo l'occhio di chi come lei ha dedicato tutta la vita allo sci può intuire fino in fondo. Uno sci che sbatte sul terreno, la durezza della neve, una nuvola che copre il sole a metà. Spesso il segreto per capire lo sport si racchiude in questi intangibles, che sono effimeri e silenziosi, ma che fanno tutta la differenza del mondo. Soprattutto in quelle discipline dove basta un battito di ciglia per farti vincere oppure per farti perdere. A Lindsey sarebbe piaciuto viverle di persona, anche questi mondiali, perché l'emozione sarebbe stata completamente diversa, ma è stato comunque bello, per un attimo, risentirsi parte del circuito. Risentirsi parte di un qualcosa che in fondo lei non ha ancora abbandonato e che noi, ne siamo certi, non l'abbandonerà mai. Quando lo sport ce l'hai dentro, che sia in pista oppure dietro ad un microfono, l'amore che senti non cambia davanti a nulla. Ancora oggi Lindsey ci ha detto di essere in contatto con molte delle ragazze del circuito. Segue tutte le gare, si esalta e si dispera per loro dal divano di casa propria. A volte condivide con loro segreti e dettagli delle piste che l'hanno vista dominare per anni interi. Per un po' le è mancata la competizione, questo ce l'ha confessato, ma ora che si sente finalmente serena di aver smesso, può iniziare a godersi un angolo completamente diverso della narrativa sportiva. Durante il corso della sua carriera, Lindsey è sempre stata molto aperta ai media, perché è una parte importantissima della sua personalità. La Vonn è sempre stata tanta roba nel raccontare se stessa agli altri. Nel corso degli anni ha fatto di certo un buon lavoro nel bilanciare l'equilibrio tra gli aspetti professionali e quelli personali della sua vita, riuscendo a non nascondere nulla del proprio carattere, ma allo stesso tempo senza rivelare mai cose troppo private. Per questo Lindsey è diventata nel tempo un'icona globale, una delle atlete più conosciute della storia dello sport, un brand conosciuto e ammirato in tutto il mondo. È stata trasparente e comunque grandissima. Non si è mai raccontata a nessuno per quello che non è. E questo, credetemi, nel mondo dello sport è già un grandissimo successo. A volte capita che la troppa onestà non paghi, ma quando a qualcuno Lindsey non è piaciuta, almeno è sicura di non essere piaciuta restando fedele a se stessa. Come atleta sei sempre un po' prevenuto e critico nei confronti di chi per mestiere è chiamato a giudicare la tua performance.
I commentatori, in fondo loro sono al caldo, dietro a un monitor. Sei tu quella in pista, lanciata a valle a 100 km all'ora. Ma quando poi ti ritrovi dall'altra parte della barricata, ti rendi conto di come esprimere un'opinione in un arco di tempo così ristretto sia davvero complicato e di come il paradigma si possa ribaltare rispetto a quando invece avevi un pettorale addosso. È una parte importante dello stesso gioco. È una parte importante soprattutto in una stagione come questa, in cui la terribile pandemia che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova tutti gli sport e il tradizionale svolgimento dei campionati. Lindsay ci ha detto di come vedere come lo sci sia stato in grado di ospitare tutti questi eventi e di continuare a gareggiare sia stato davvero molto sorprendente per lei. Quella che stiamo vivendo resterà comunque una stagione unica, senza precedenti nella storia. Non la stupisce, per esempio, vedere così tanti infortuni, perché nessun atleta quest'anno ha potuto ultimare la preparazione come era solito fare in passato. Niente viaggi intercontinentali, niente preparazione in Sud America e sicuramente una preparazione lacunosa. Allenarsi su un ghiacciaio e poi invece ritrovarsi a gareggiare sulla neve di Kitzbühel sono due cose molto diverse. E quando la tua vita è essere sempre al limite, sono proprio questi piccolissimi dettagli a fare la differenza. È strano anche vedere le zone d'arrivo senza pubblico o con poche decine di persone. Ma il semplice fatto che tutto si stia svolgendo quasi regolarmente è già una perfetta fotografia della qualità delle persone che ci sono nel circuito ed è di certo un bel segnale anche per il futuro dello sci. E nel presente dello sci alpino ci sono i mondiali di Cortina 2021, che per Lindsay saranno un evento davvero speciale. Quando guardiamo la sua carriera, ci rendiamo conto che ci sono dentro tantissimi Cortina's Moments. Ed è per questo che lei ha sempre sentito un legame fortissimo con le sue piste e con la sua gente. Proprio qui, a Cortina, Lindsay Vonn ha battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo, a coronamento di un weekend da sogno, concluso con 3 vittorie in 3 giorni. Quel giorno, tra il pubblico, c'erano anche i suoi genitori e sua mamma in particolare, che in tanti anni di viaggi e di gare in Europa, la maggior parte vincenti, è riuscita a vederla sciare dal vivo, qua soltanto un paio di volte. Lindsay ci ha detto che non dimenticherà mai le sensazioni di quella giornata. Poi, più tardi, sempre qui a Cortina, la più forte sciatrice di sempre ha dato anche il suo ultimo arrivederci alle gare, con quell'abbraccio speciale a Sofia e il mazzo di fiori giganti, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Questi saranno i suoi primi mondiali da semplice spettatrice e il fatto che saranno proprio a Cortina renderà molto complicato per lei nascondere la nostalgia. In questi grandi eventi, in cui si esprime sempre il meglio del nostro mondo, con tutti gli atleti, tutti gli addetti ai lavori e anche tutte le attenzioni mediatiche che saranno concentrate in un posto solo. Questi eventi sono elettrizzanti e difficili da gestire, come è anche giusto che sia. Anche per Lindsay all'inizio è stato molto laborioso trovare la formula giusta per farsi trovare pronta ai campionati mondiali. Nella Coppa del Mondo competeva in 5 discipline diverse e doveva riuscire a bilanciare le sue energie fisiche e soprattutto quelle mentali per arrivare comunque pronta anche sul palcoscenico più importante dell'anno. I mondiali, come le Olimpiadi, te li ritrovi lì, in mezzo a una stagione in cui tu stai già lottando per le coppe di specialità e per la classifica overall, come accadeva sempre a Lindsay Vonn. Devi avere la capacità di non perdere di vista questo quadro generale, ma contemporaneamente focalizzare tutta la tua preparazione anche per quelle gare, che da sole valgono già medaglie pesantissime. All'inizio della sua carriera, Lindsay Vonn faticava a gestire la pressione. Dopo l'edizione dei mondiali del 2005, in cui aveva raccolto 2 quarti posti, era talmente triste e arrabbiata con se stessa che è stata costretta a ripensare completamente il suo approccio a questi importanti appuntamenti. Non stupisce, perché sono proprio le cadute, gli infortuni, gli ostacoli, gli errori a renderti un atleta migliore. Certo, il talento è un dono magnifico, ma devi combinarlo con il lavoro e con la pazienza.
perché certe lezioni importanti possono essere insegnate soltanto dallo scorrere del tempo. Non esistono altri maestri. Ha capito Lavon che nello sport se non stai migliorando allora stai peggiorando, perché gli altri stanno migliorando di sicuro. Devi riuscire a mantenere il tuo equilibrio e continuare sempre ad imparare. Con il passare delle stagioni ha iniziato a vivere gli eventi mondiali isolandoli da tutto il resto, concentrando tutte le sue energie sul singolo giorno, sulla gara e sulla pista, e nient'altro. È stato questo che le ha permesso di sconfiggere la pressione e di andare oltre le difficoltà, perché nei mondiali non c'è un domani, non c'è la classifica a cui guardare. Ci siete solo tu, la pista, le altre e il cronometro. È questo a rendere i mondiali speciali. Ed è proprio questo mindset a permetterti di fare cose che prima non avresti neppure creduto possibili. Come quando Lindsay vinse l'oro in Super G a Val d'Isère nel 2009, quando dopo le prime 5 atlete si è scatenata una tempesta di neve terribile e lei è stata costretta a scendere con una visibilità ai limiti del praticabile. Quella è stata la sua prima medaglia d'oro mondiale, vinta in un contesto complicatissimo. I mondiali sono unici perché tutti gli sciatori e le sciatrici del mondo guardano a quelle date con l'idea di andare a prendersi qualche cosa di eterno. I favoriti d'obbligo come gli outsider, i giovani come i veterani, tutti possono costruirsi il proprio momento di gloria. Una gara perfetta, ne basta una, che nessuno potrà mai cancellare dall'albo d'oro della storia. Lindsay ci ha raccontato di aspettarsi grandi cose a Cortina, grandi cose che sicuramente guarderà in diretta, grandi cose dalle italiane, da Brignone e da Bassino, che gareggeranno in casa e che stanno entrando in forma proprio nel momento giusto, soprattutto per la gara di giganti. Si sarebbe anche aspettata grandi cose dalla sua sfortunata amica Sofia Goggia, con la quale c'è un legame profondo e alla quale siamo certi che Lindsay abbia mandato un grande abbraccio sincero. Lindsay Vonn ci ha anche consigliato di aspettarci grandi cose dai campioni e anche da chi campione aspira ancora a diventarlo, gli outsider, i giovani. Ed infine, con grande dolcezza e con grande candore, Lindsay ci ha anche detto che oltre al grande spettacolo, dai mondiali di Cortina lei si aspetta anche di emozionarsi un po', perché questo è il primo appuntamento in cui lei non sarà al cancelletto, in un posto che molto più di altri significa molto per lei. Giornata lunga, giornata densa di narrazioni, è partita con l'ospite di oggi Giovanni Bruno che ci ha portato in un viaggio nella memoria, poi abbiamo raccontato la storia di Sofia Goggia, la storia di Lindsay Vonn, insomma tantissima carne al fuoco, tantissime storie di sfide e quando penso alla parola sfida non posso non pensare all'ospite che ho qui presente con me, che è Alessandro Favole, Head of Sales di Eolo. Parlo di sfide perché quando si pensa alla connessione, quando si pensa al futuro, la connessione è un grande simbolo di futuro, certo. Immagino che Cortina, un posto fisicamente piccolo, anche distante ed è anche parte del suo bello dal resto del mondo, tutti la stanno guardando. Qual è stata la vostra sfida, scusami, per portare qui la connessione? Bene, ciao Jacopo, buonasera a tutti intanto e ai tuoi, come chiamarli? Video spettatori, internet spettatori. Martiri, no, non martiri. Lo so. Hai centrato il punto, nel senso che la nostra è un'azienda che ha raccolto una sfida, nel senso che abbiamo cominciato 15 anni fa a portare internet dove gli altri non arrivavano. Questo è il nostro payoff, il nostro sottotitolo, no? Per quelli che non masticano l'inglese. Sostanzialmente noi vendiamo soluzioni di connettività sostanzialmente per tutto il mercato, dai clienti consumer, quindi dalle abitazioni, ai clienti aziendali di qualsiasi tipologia, di qualsiasi dimensione, fino ad arrivare alla pubblica amministrazione. Dicevo, abbiamo cominciato con successo 15 anni fa, grazie all'intuizione del nostro presidente e fondatore, che è ancora a capo saldamente della nostra azienda, che ha inventato questa soluzione proprietaria, di cui oggi tutti parlano, è stata sdoganata, si chiama FVA, è un acronimo che sta a raccontare una soluzione mista tra il fisso e il wireless. Noi portiamo connettività tramite onde radio. Per arrivare alla soluzione che abbiamo portato qui a Cortina e nella quale
devo dire noi ci troviamo abbastanza a nostro agio, siamo posizionati appunto per portare internet nei piccoli comuni, nelle aree rurali, nelle aree suburbane, lasciando un po' più indietro le aree metropolitane dove i grandi player fanno il grosso del mercato. Queste soluzioni sono soluzioni molto flessibili e sono soprattutto, diciamo, installabili in queste aree dove sia morfologicamente che orograficamente è complicato portare servizio internet, quindi la fibra o comunque connettività col Certo. cavo. Quindi questa è la nostra soluzione. Durante gli anni oggi abbiamo più di 1.200.000 utilizzatori quotidiani sulla nostra rete, Caspita. abbiamo quasi 70.000 aziende tra i nostri clienti e molte pubbliche amministrazioni, a cui abbiamo dato la possibilità di includere i propri cittadini attraverso servizi digitali. Io sono molto contento di averti qui anche a livello personale, Grazie. perché ci sono dei temi che secondo me sono molto molto interessanti e che riguardano il benessere di tutti. Certo. Quando si pensa alla connessione, il primo pensiero che io faccio da utente è quanto veloce mi va il wifi per il video, la partita, lo streaming. Certo. In realtà la modernità non aspetta nessuno, si va avanti, tutto si digitalizza e quindi quando si parla di qualità della vita legata alla connessione si parla di scuole, si parla di pubbliche amministrazioni, cioè come si affronta una sfida che poi in realtà tocca tutti gli aspetti della quotidianità. Guarda, ci sono diversi aspetti. Ovviamente la pandemia, ahimè, che è stata, diciamo, un disastro a livello sociale, ha accelerato notevolmente l'adozione digitale dei servizi, no? C'è ad esempio una ricerca di Deloitte che è appena stata pubblicata che dice che addirittura il 50% degli ultraottantenni che si è affacciato al mondo del digitale durante i vari lockdown che abbiamo vissuto ha trovato molto facile utilizzare queste soluzioni. Se tu ci pensi un anno fa, a gennaio dell'anno scorso, a febbraio dell'anno avresti mai scorso, detto. probabilmente Certo. no, i nostri genitori, i nostri nonni guardavano questo tipo di tecnologia diciamo con molta diffidenza. Il bello della connettività è proprio questo, che è inclusiva. Noi abbiamo raccolto questa sfida ed è una missione per noi ormai, una missione aziendale, riuscire a portare servizi digitali sia alle famiglie con soluzioni ad esempio che riguardano i servizi che tu hai raccontato prima, lo streaming, il gaming online. I nostri figli ormai giocano moltissimo su tutte le console col gaming online, ma anche per persone come me che hanno, diciamo, incrementato lo smart working rimanendo a casa e non potendo raggiungere le sedi di lavoro. Bene, questa probabilmente sarà la nuova normalità a cui tutti saremo abituati nel prossimo futuro a continuare a esercitare. Lato aziende invece le aziende hanno avuto un incremento notevolissimo di necessità di banda. Perché? Perché si sono stravolti un po' i modelli di business. Pensa ad esempio a tutte le interazioni digitali col mercato, con i propri clienti e se vuoi anche con i propri dipendenti, no? Che prima erano abituati a lavorare nella sede aziendale e oggi invece accedono ai sistemi aziendali, siano essi in cloud, no? Nella famosa nuvola, nei data center o sono presso la sede aziendale, sempre di più con applicativi di sicurezza e con quello che tu hai citato prima, la velocità di banda. Certo. Noi siamo leader di mercato sull'FVA per velocità di banda, forniamo soluzioni sia sul mercato, diciamo, piccole e medie imprese che consumer, quindi retail, fino a 100 megabit. Stiamo sperimentando soluzioni anche con velocità più importanti che lanceremo nel corso dell'anno. Sul mondo aziendale siamo fortissimi perché portiamo connettività molto robuste, fino a 1 giga dedicato. Quindi sono veramente soluzioni che consentono a qualsiasi tipologia di azienda di delocalizzare la propria produzione. Assolutamente. Mi viene una domanda che manderà in brodo di giuggiole ai nerd, probabilmente meno me che come ho già ampiamente... Sei un utilizzatore. Sono un utilizzatore da video, diciamo, Certo. da Netflix per intenderci. Quali sono state le principali criticità nel portare, proprio nel caso di Cortina, nel portare qui la connessione? Allora, con Cortina noi abbiamo fatto un piano di 2 anni, eravamo già pronti per le finali di Coppa del Mondo dell'anno scorso, che ahimè non si sono, insomma, sono state sospese per quello che conosciamo. Diciamo, abbiamo fatto una serie di ampliamenti importanti, così da restituire al territorio anche un'infrastruttura veramente sovradimensionata rispetto agli utilizzi che vengono fatti. Abbiamo fatto 10 ampliamenti radio addirittura fra Monterite, Colalto, Passo Gardena, Passo Giau,
Oggi forniamo 2 connettività, 2 gigabit addirittura, per Fondazione Cortina, una in Alexander Hall, dove c'è il quartier generale, e uno alla finish line di Rumerlo. Devo dire che sono stati investimenti importanti e abbiamo rifatto, ad esempio, avevamo una BTS, l'abbiamo completamente ristrutturata a Pocol, e ricordo l'anno scorso, proprio pochi giorni dopo che raggiungemmo l'accordo con Fondazione, venne giù una nevicata impressionante e noi eravamo lì con i nostri tecnici che, tra le altre cose, ringrazio perché veramente hanno uno spirito di abnegazione, lavorano spesso in condizioni estreme, come potete immaginare qui, a 10-20 sotto zero, all'aperto, in altura, con certificazioni importanti, no? Perché poi per salire sui pali bisogna essere veramente molto bravi. Certo. Quindi li ringrazio di vero cuore. Questa è un po' la soluzione che abbiamo portato qui per Fondazione Cortina. Hai parlato, chiuderei con un passaggio sul tema della sostenibilità, Sì. perché hai parlato di interventi importanti. Io ho avuto modo di passeggiare un po' proprio all'interno dell'evento e mi rendo conto che c'è proprio una macchina organizzativa gigante e chiaramente quel che resta dopo è parte della legacy culturale, socio-economica e di sostenibilità. Esattamente. Come si guarda in quell'ottica, sapendo che per 2 settimane deve funzionare tutto al meglio, ma poi deve continuare a farlo? Assolutamente. Ti dicevo prima, abbiamo portato veramente un'infrastruttura sovradimensionata. Oggi noi serviamo anche tantissimi hotel dell'hospitality, no? Già qui a Cortina, piuttosto che aziende e anche clienti privati. Devo dire che abbiamo sempre un occhio di riguardo per la sostenibilità. Stiamo partecipando ormai da un paio d'anni a un percorso di B Corporation e quindi una certificazione internazionale. Non siamo moltissimi in Italia a seguire questo percorso, è un percorso che scandaglia totalmente tutti i processi aziendali e l'azienda dalla A alla Z, quindi guarda il rapporto con i fornitori, se non vengo, ad esempio noi abbiamo tutte auto ibride, tanto per fare un esempio. Sono investimenti importanti ovviamente che incidono anche se vuoi sul conto economico, ma siamo ben lieti di farlo anche per restituire al territorio e quindi essere un'azienda rigenerativa, non solo estrattiva. A proposito di questo abbiamo lanciato 2 anni fa uno straordinario, secondo noi, programma che si chiama Missione Comune. È un programma che consente alle piccole amministrazioni sotto i 5.000 abitanti, quindi quei comuni rurali, subrurali di cui parlavamo prima, che sono soggetti di spopolamento perché ci sono poche infrastrutture, attraverso una piattaforma di gamification e di voto, ha consentito di restituire circa 1 milione di euro all'anno del nostro fatturato in servizi di digitalizzazione. Pensa ad esempio ai tablet per le scuole materne, alle coperture wifi in ambito pubblico, alle soluzioni di videosorveglianza che magari un piccolo comune con bilanci da 60-100 mila euro non possono sopportare. Bene, questa piattaforma ha già premiato ormai da 2 anni circa 200 comuni e lancio un appello qua a tutti i comuni della provincia di Belluno, so che ce ne sono tanti sotto i 5.000, il programma va avanti, basta andare su missionecomune.eolo.it e votare per il proprio comune. Noi mensilmente, chi più prende voti, prende questi coupon che gli consentono all'amministrazione pubblica di attivare servizi digitali per la propria cittadinanza. Beh, Alessandro, mi hai aperto un mondo. Dietro la mia connessione per guardare i video ho scoperto che c'è molto di più ed è sicuramente molto, molto intrigante e poi è un tema anche di responsabilità, l'abbiamo trattato, no? La digitalizzazione, pubbliche amministrazioni, scuole, sicuramente sono temi rilevanti. Io però per concludere, essendo tu espertissimo di velocità e ci abbiamo davanti un weekend dove la velocità la farà da padrona, non posso che chiederti un pronostico cosa ti aspetti di vedere sulle piste in quanto a velocità. Beh, insomma, siamo su delle piste meravigliose, oltre a dei panorami meravigliosi. Qui ci sono campioni da tutto il mondo, ci aspettiamo veramente di divertirci. Le piste sono anche particolarmente impegnative, abbiamo visto quel poco di gare che abbiamo visto, comunque diverse uscite, speriamo sempre che nessuno si faccia male, ma questo è lo spirito dello sport, andare all'estremo, superare i propri limiti. Se vuoi sono un po' anche i valori della nostra azienda. Certo. Il nostro presidente e fondatore ci tiene a tenerci in forma, siamo anche da poco diventati title sponsor di una squadra di ciclismo che si chiama Eulocometa e che proprio 2 giorni fa ha ricevuto la wild card per partecipare al Giro d'Italia, quindi oltre agli sport invernali noi ci dilettiamo anche in quelli di pianura e dove si soffre un po' di più magari per il caldo. Do l'appuntamento a tutti dall'8 di maggio per la partenza del Giro e intanto faccio l'in bocca al lupo
a tutti gli atleti impegnati in questi meravigliosi giochi. Noi siamo veramente fieri di esserci al fianco di Fondazione. Devo dire che si percepisce ed è bello sentire questa passione. La velocità mi sembra chiaramente nel vostro imprinting, Certo. quindi io approfitto del tuo assist, saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo, da domani comincia un weekend veramente all'insegna dell'adrenalina. Abbiamo già messo, diciamo, nell'albo d'oro i 2 Super G, ma i califfi della velocità tornano domani le ragazze, domenica gli uomini, tutti collegati perché arrivano le 2 regine, le 2 discese. Ci vediamo domani. Grazie, arrivederci.